Nasce appunto dai comuni, nasce dalle amministrazioni locali, nasce dalle autonomie locali, che esercitano la loro autonomia mettendosi assieme, quindi non la paura del non mettersi assieme, del fare squadra, per far nascere un progetto che sia economicamente vantaggioso per le realtà del territorio e sia culturalmente vantaggioso per le comunità e per i cittadini del territorio. Questa è la grandissima sfida che nasce con oggi e nasce col progetto Pane e Farina del Friuli Miege. Nasce da 4 comuni, ma è un progetto di territorio ampio, un progetto di Medio Friuli. È un progetto che si deve estendere di natura alle realtà che sono omogenee per impegno, per cultura, per sentimenti e per attività varie. E diventa un impegno strategico su cui il Medio Friuli costruirà il futuro anche alla luce di tutta quell'evoluzione che c'è nell'area sulle fonti di finanziamento, sulle scelte che le amministrazioni locali devono fare. Quindi questi comuni scelgono di privilegiare questo progetto, cercano di tendere al distretto di economia solidale come elemento principale. Si danno un obiettivo e su questo obiettivo tareranno i futuri interventi, evitando dispersioni e sprechi, ma concentrandosi su qualche cosa che poi rimanga come traccia sul territorio. E quindi secondo me questo è l'elemento cardine ed è fondamentale e ringraziamo di cuore la presenza del professor Grimaldi perché ci ha dato degli elementi che supportano quello che stiamo facendo e lo collocano nei giusti binari con il supporto di questa conoscenza di cui lui è testimone e delle istituzioni che devono in qualche modo essere presenti, vogliamo siano presenti, sia istituzioni come la regione, sia comunali, sia anche istituzioni economiche come le banche di credito cooperativo che erano presenti o le associazioni di categoria che supportano. Questo insieme, questa eterogeneità di persone che convergono verso un obiettivo comune può essere veramente la chiave di lettura e quello che fa vincere la sfida e fa vincere il progetto.